Allora, una cosa interessante che appunto era venuto fuori onda, che era quello che chiedevo anche prima, della cucina francese, perché è più famosa a livello mondiale di quella italiana. Lei prima ha detto una cosa molto interessante fuori onda, se vuole ripetere, intanto le leggo anche il messaggio, ma la candidatura UNESCO per eccellenza della cucina sarebbe a titolo italiano o veneto? Perché in tutta Italia esiste una grande cucina, bravi, speriamo di ottenere questo riconoscimento. Dopo precisiamo questo aspetto qui, perché forse non è stato ben chiaro che abbiamo parlato poi più del Veneto che del livello Italia. Però il discorso della cucina, questa codificazione, no? La cucina francese venne codificata prima di quella italiana. Codificata cosa significa? Che incominciarono a scrivere trattati, scrivere testi, saggi, libri, quindi fare anche una formazione da tale Escoffier che organizzò la cucina professionale, la organizzò tra l'altro anche nel linguaggio, si parla di brigata di cucina, come se fosse una sorta di piccolo esercito, quindi questa è stata un po' la fortuna. E poi anche, parliamoci chiaro, questa grande attenzione venne data sulla scia delle conquiste napoleoniche, non parlo solamente del Code Civil del XIX secolo, quindi 1800 e qualcosa. Stiamo parlando proprio nelle corti, anche in Russia, la corte dello zar si parlava in francese e si mangiava francese perché era, tutto il mondo, la lingua, la letteratura e la cucina dell'aristocrazia mondiale guardava la Francia. I tempi sono cambiati, ovviamente. Chiaro però che c'è questa cultura loro hanno una cucina molto raffinata, è indubbio, anche i dolci stessi. Molto raffinata, ma secondo me non assolutamente più ricca, anzi molto più povera di quella italiana, e in certi casi anche, non dico molto più banale, noi sì, producono anche loro l'olio, ma se tu vai in Francia, perdonami, no, ma tutto viene stracotto nel burro, tutto sa da burro, cioè che sia salato o dolce, tutto sa da burro, quindi sì, le pommes frites, ma parliamoci chiaro, no? Ma che siano i formaggi, noi a livello italiano, i francesi, l'unica cosa che hanno più di noi è aver avuto questa, tra virgolette, fortuna storica di avere una codifica precedente. Noi l'abbiamo avuta con l'Artusi, ad esempio, però in seguito come, no, ne siamo una nazione, l'Italia è la nazione più giovane dell'Italia, della Francia, e quindi paghiamo quello. E paghiamo anche una certa timidezza, direi dal punto di vista diplomatico, ecco, che questo primato non è stato difeso e salvaguardato in maniera così decisa, no? nei decenni, no? Parlo del 1900 di politica, perché era qualcosa di talmente scontato che forse si pensava che fosse superfluo, invece dargli un incentivo ulteriore. Ecco, direi che questa fase invece ormai l'abbiamo capita tutti, perché ormai ci sono studi scientifici e economici che parlano chiaramente di come l'incoming turistico, quindi stiamo parlando di larghe fette del PIL nazionale, possa essere incentivato da un riemergere, da una chiarificazione, da una promozione della nostra cultura gastronomica. E ad oggi non ci sono più queste scuse, quindi questa candidatura è importante. La domanda del telespettatore: la candidatura parla di cucina italiana, ma la cucina italiana è fatta di tante cucine che hanno una loro, come quella veneta, una loro base storica importante, una riconoscibilità a livello direi internazionale, un apprezzamento a livello internazionale, ma la cucina sarda anche, non è che io per forza devo tifare, tifo il Veneto, ovviamente per me il Veneto a livello gastronomico ha una storia più importante di quella di altre regioni, ma tutte insieme vanno a creare una costellazione enogastronomica. 350 prodotti tipici abbiamo. Sì, ma ne possono nascere, cioè, anche lì c'è dei prodotti eccezionali da tradizione che vengono iscritti in un registro apposito del ex MIPAF, quindi del MASAF, Ministero Agricoltura e Foreste, che sono i prodotti agroalimentari tradizionali che spesso e volentieri non hanno neanche mercato, hanno un mercato solamente nel territorio originale. Alcuni prodotti hanno un mercato, direi,
quasi artigianale, nel senso si trova magari nei mercatini, così tipo di campagna amica, perché ma non sono escono, neanche esportabili, tra l'altro. sì, non sono magari neanche esportabili. E dopo c'hai dei prodotti, chiamiamole ricette, penso al tiramisù, che è la ricetta italiana, forse la più glorificata in giro per il mondo, quella più hashtaggata, no? Certo. Su Instagram. Su cui si dibatte ancora l'origine, cioè la paternità è contesa tra il Veneto. Io credo che la ricostruzione storica che il tiramisù sia veneto sia molto più affidabile di quella friulana, però sono comunque piccole. Però noi sappiamo che ci sono state anche delle critiche, tra l'altro, su questa candidatura, non so se ha avuto modo di leggerle, un docente dell'Università di Parma che sul Financial Times praticamente dicono che tutto ciò che noi consideriamo come tradizione gastronomica è un'invenzione degli ultimi tempi. Quindi andando a dire che il parmigiano reggiano di 50 anni fa la forma pesava 10 kg, aveva la crosta nera, morbida, era diversa da quella odierna di 40 kg, o che il tiramisù è stato inventato a livello... Allora, a volte nella comunicazione si fa quello che in termini professionali viene definito il cosiddetto food storytelling, no? Si racconta una storia. Oggi, al giorno d'oggi, per vendere un prodotto agroalimentare, non puoi anche se è il miglior prodotto del mondo, il più buono, puoi prescindere il più sano, dalla storia. Tu lo devi comunicare. Se no, tu non lo comunichi e non ci racconti una storia, difficilmente riesci ad aggredire il mercato e riesci a soddisfare il consumatore, perché poi il consumatore spesso e volentieri è un consumatore sì, che si accontenta, però a cui piace, no? Piace la narrativa del cibo, perché il cibo racchiude in sé un po' tutto, no? Certo. Noi italiani siamo legati alla cultura del cibo perché, e questo ci sta scritto in questa candidatura, ci ricorda, no, magari la ricetta della nonna o dei nonni, ma dovremmo incominciare a capire che quello è un valore aggiunto, non può essere più solamente un ricordo affettivo o un retaggio del passato, cioè su quegli elementi, questi elementi emozionali, e ci sono economie che stanno battendo scontrini in giro per il mondo e continuano a batterli, perché qualsiasi cosa che viene fuori a livello gastronomico italiano viene immediatamente replicata in giro per il mondo o taroccata in giro per il mondo, quindi dobbiamo assolutamente essere sul pezzo, ecco, su questo argomento. Quindi questo aspetto della candidatura sarà estremamente importante, però altrettanto emerge da quello che lei dice, e purtroppo lo sappiamo, saper comunicare e sapersi vendere, perché tutto sommato, se vogliamo tenere il discorso della Francia come punto di riferimento, perché quando parliamo di cibo francese si parla sempre ad alti livelli, loro sanno raccontarsi, hanno sempre fatto un marketing del proprio prodotto, come altre nazioni di certi piatti hanno saputo fare ottime strategie di marketing. Nella stessa Italia, i prodotti del sud Italia, Sicilia, anziché Campania o Puglia, hanno fatto ancora prima del Veneto, hanno lavorato su questo marketing in modo straordinario, finché sono riusciti anche a far breccia con certi prodotti. Io penso adesso alla burrata, che te la mettono dappertutto, col dolce e col salato c'è la burrata, che però è tipica del sud Italia, insomma della Puglia. All'inizio in Veneto piaceva e non piaceva, le nuove generazioni la burrata l'hanno assimilata e a loro piace tantissimo, quindi sdoganare anche certi prodotti, parlava prima della pasta e fagioli, che in sé per sé poteva essere un piatto, muto il termine povero, però di fatto era fatto con ingredienti semplici, genuini e anche nutrienti, ma di poco prezzo. Adesso ti propongo una pasta e fagioli come piatto gourmet, però devi anche farla apprezzare da chi magari non l'ha mai considerata parte integrante della propria dieta, no? Se tu non parti da... è come un ragionamento, cioè la diffusione delle ricette della cultura gastronomica sempre va a cerchi concentrici. Se tu non parti da un territorio, faccio il radicchio di Treviso, che fino a 20 anni fa non conosceva praticamente nessuno, no? E adesso è uno dei prodotti, una cicoria, uno dei prodotti più
apprezzati dal punto di vista Ma perché i trevigiani ci hanno lavorato bene da tanto tempo. Tutto il sistema Veneto ci ha lavorato bene, oltre a essere un prodotto eccezionale. Però io mi ricordo da bambino, no? Un bambino difficilmente apprezza le cicorie, apprezza il radicchio, no? E tu devi fare un lavoro sul territorio, perché se il tuo prodotto non è conosciuto sul tuo territorio, non puoi pretendere poi di andare a venderlo all'inglese, allo svedese o all'americano. Ma perché infatti da noi c'è stata proprio anche tanto la forza delle province, ogni provincia, ogni città con le proprie ricette e non comunicava con l'altra, perché Treviso è stata una tra le prime appunto, a comunicare, come anche Venezia per carità, ma Padova ben poco, però devo dirlo. Noto, diciamo, quando ho iniziato a svolgere questa missione di sistematizzazione di tutti quelli che potrebbero essere i players, gli attori, no, della cultura enogastronomica del Veneto. Noi abbiamo una regione che ha un arcipelago di eccellenze. Abbiamo visto prima le immagini della premiazione del 2022 di Eccellenze Venete a Venezia. Io ogni anno mi trovo in difficoltà, ma veramente in difficoltà, a premiare l'uno rispetto all'altro, perché poi quando tu vai a conoscere queste realtà, che spesso e volentieri hanno delle dimensioni che sono, direi, microscopiche, però sono ugualmente di altissimo livello, la bottiglia numerata, la forma, quella è una fortuna, bisogna riuscire un attimo a fare un passo più in là. Certo, io la ringrazio, il tempo è volato in questa bella chiacchierata molto interessante e anche istruttiva, quindi ringraziamo il nostro ospite Paolo Cratossidis, Presidente Associazione Cultura e Cucina, ci racconterà quando ci sarà il prossimo festival, in prosieguo, a questo punto non lo sappiamo ancora bene, buon lavoro, buona a tutti giornata e naturalmente noi ci vediamo presto, grazie. Grazie.